Hjulmand, danese, centrocampista centrale molto forte, del 1999, fa 24 anni a fine giugno. Sto ragazzi lo prenderei ad occhi chiusi. Amici bellini, ci siamo svegliati per caso capolisti? Perché poi ci vuole anche un po' di serenità. Lo so che la partita lascia un po' di amaro, però vorrei analizzarla per bene con tutti i risvolti e le cose importanti. Cominciamo. Allora, questo è perché anche in live mi sono permesso, ma non dovremmo nemmeno considerarlo più di tanto, anche perché sì, abbiamo steccato questo, ma loro ci avevano con generosità anche dato 3 punti con il Verona. Se poi pareggiamo con Verona è tutto da rifare, e se loro poi vincono invece con la Lazio e hanno più punti di quelli che avevano previsto, quindi togliamola da mezzo questa cosa qua e diamo più che altro spazio alla classifica vera. Io l'ho prevista, la Juventus sta là, se vogliono ridare i punti se la devono vedere queste squadre. Benvenuto Shalobet, e la parola bet, benvenuti tutti i nuovi iscritti, siete in tanti. Bet mi fa riflettere una cosa, mi hanno mandato la notizia che stanno già pagando le scommesse. Allora aspettate un attimo, perché più che la classifica la conosciamo, no? Quello che va fatto vedere sono i punti. Secondo me sono i punti, perché quando stai a 74, sì, 55 la Lazio che deve giocare ancora contro chi? Contro la Juve, e se la Juve gli danno i punti va benissimo. Vediamola un attimo questa storia, perché è incredibile. Avete lasciato il like? Vi siete dimenticati di lasciare il like? Adesso vediamo subito gli screenshot, però un attimo solo. Leggete insieme a me. Se i bookmaker di Better e Goldbet sono certi che la conquista del terzo scudetto 33 anni dopo l'ultima volta sia solo una formalità, perché stanno cominciando a pagare quelli che avevano scommesso sul Napoli vincente, una cosa incredibile. Ma se poi non succede, allora uno deve anche pensare che allora si possono sventolare le bandiere. Allora se uno va sul fluido.net trova una cosa che ancora io non vi faccio vedere, io mi metto paura di farla vedere, non posso cambiare niente. Però se sei curiosa, sul fluido.net trovi due cose nuove, secondo me uno è bellissimo. Questi sono partiti con le scommesse per l'anno prossimo praticamente, cioè hanno aperto prima di tutto la nuova scommessa in quale giornata c'è la vittoria matematica, così, e poi quelli che pensano già al prossimo campionato non si fanno attendere, scommettitori. Se il Napoli è dato a 4, Inter e Juventus appaiate a 4,5, il Milan a 6, alle spalle del quartetto c'è la Roma a 10, la Lazio a 15, Atalanta a 35 e Fiorentina a 75. Roba da matti. Comunque ragazzi, andiamo a vederci gli screenshot e poi facciamo le pagelle. Bisogna parlare di questa partita, e se ne parla e se ne deve parlare bene, perché non siamo risultatisti. La vittoria è importantissima, non avete proprio idea di quanto è importante questa vittoria. E il come arriva non è bello, perché a me non piace quella cosa, la grande squadra che vince male, quando giochi male vinci è un segnale. Io preferivo quell'altra grande squadra, quella che gioca bene, impone la legge del più forte, gioca bene, fa divertire, è meglio, si arriva con più forza alle altre partite. Invece un po' di certezze le abbiamo perse, e non lo so quanto sono mentali e quanto siano fisiche. Sarà un misto di tutti e due, perché poi la testa ti fa muovere i muscoli. Però anche qui vediamo, questa la volevo sottolineare, questa, perché Meret fa una grande parata qua e siamo al 7° minuto, quindi questa è una parata fondamentale. Qua si deve far vedere che Anghissà sta bene in posizione, ma gli lascia un po' troppo fiato, è un po' troppo larga la marcatura, ma lei riesce a fare questa girata che poi verrà ben parata da Meret, quindi questa è la prima cosa che dobbiamo far vedere. Dopodiché abbiamo il gol del capitano. Onestamente questa è una cosa bellissima, e qua c'è pure anche un po' del destino forte di Spalletti, perché se io mi auguravo la presenza di Juan Jesus e tutti quanti siamo rimasti un po' sorpresi, dobbiamo sottolineare che il cross viene da Kim qui col destro, perché si parte tutto da un calcio di punizione, quindi sono avanti tutte le torri. Kim resta lì, il pallone si sviluppa
sviluppa, l'azione si sviluppa dopo una respinta del Lecce, e qui mette un cross di destro Kim che poi verrà ribadito in rete da Battigol, veramente un gran gol da centravanti. Di Lorenzo attacca benissimo il primo palo, e vedete che è rimasto qui Elmas, c'è Rachmani, c'è Kvicia qui, Raspadori a supporto e Lozano, insomma fa un gol da centravanti di Lorenzo, ma il cross arriva da Kim di destro. Ecco, io qui Juan Jesus se fosse stato al posto di Kim lì non lo so se col destro non lo so, alle volte sono le cose del destino, sono anche queste. Qui siamo già al secondo tempo. È capitato altre volte che quando Rachmani viene chiamato fuori dalla sua linea, perché c'è, vedete proprio dove sto io qua, c'è Sesai che si era portato dietro Rachmani, si crea un po' di scompiglio qui, perché giustamente Kim deve seguire anche Mario Rui, e su questo lancio a scavalcare del Lecce Mario Rui cerca di fare la diagonale, ma ci arriva in ritardo, Kim indietreggia e buca completamente l'intervento, prova a saltare ma non salta, e questa secondo me è una delle occasioni più clamorose che ha avuto il Lecce, perché poi la sfiora l'attaccante e Meret la para facile, però questa era un'occasione clamorosa, bucone centrale. Questo poi è il gol del pareggio. Cerco di zoomare per far vedere la palla, perché la palla è un blur, la palla è qui in questo momento e sta arrivando poi all'attaccante, al difensore del Lecce, non so chi fosse qui. Lì siamo al limite proprio dell'area piccola, lì secondo me Meret deve aggredire, ma noi lo diciamo, ma che lo diciamo a fare? Sappiamo che Meret è bravissimo tra i pali, ma quando si tratta di imporsi e di uscire alto con la maschera forse ancora peggio, non lo so se cambia niente, ma insomma non sono palloni che lui di istinto va a prendersi, grida e fa sua la palla, quindi quasi doveva intervenire prima, dopo il colpo di testa che diventa una torre per Sesai che prenderà la traversa. Anche un po' fortunato qua il Napoli, però poi dopo la traversa succede, c'è un momento di blocco perché tutti si aspettano il gol. Possiamo restringere un attimo il campo perché mi sembra un po' troppo esagerato, e poi vediamo, c'ho un'altra slide per far vedere Lobotka, perché Lobotka effettivamente è il primo a reagire quando la palla sbatte sulla traversa e ritorna in possesso del Lecce. Quasi qua era quasi stato in grado di rilanciare, però poi cade, non pensate al fallo, non viene strattonato, cade un po' lui, insomma anche Lobotka sta soffrendo un momento di forma, e poi arriverà Anghissà a chiudere su Di Francesco, ma troppo in ritardo. Di Francesco si gira in un microsecondo, un po' come capitò all'andata con Colombo, che in un attimo poi scagliò un tiro imparabile, e la stessa cosa l'hanno fatta qua, e quindi qua si va sull'1-1. E poi andiamo alle cose belle, il gol del Napoli. Bisogna dire che il Napoli poi si rimette con palla a terra, cerca di attaccare, arriva dopo un momento insomma di dominio. Il Napoli il dominio l'ha avuto, però è stato un dominio un po' lento. Spalletti ci ha fatto sapere che molto spesso si erano creati presupposti per poi andare ad attaccare, a sfondare, e invece tornavamo indietro. Ecco, qui si può chiedere se la squadra magari ha voluto un pochino gestire anche le forze, non si è voluta. Ecco perché le sconfitte ti tolgono delle sicurezze. Magari non hai voluto attaccare all'arma bianca, anche potendolo fare, perché i 4 gol sono pesanti, quelli che hai subito col Milan, e quindi per questo mi aspetto poi una Champions un pochino più di equilibrio, un po' più di attesa e pazienza. In questo caso noi facciamo vedere, perché qua arrivano i cross, e che arrivano i cross a fare se c'è Raspadori al centro, però questo è un marchio di fabbrica di Kvara. Quando arriva Mario Rui, Kvara ha il colpo di tacco facile. In questo caso non è nemmeno un colpo di tacco, è proprio con la suola, la classe, l'eleganza, lascia il pallone nella disponibilità di Mario Rui con la suola. Mario Rui di prima, senza nemmeno doverla controllare, metterà il cross al centro. Qua sottolineiamo la presenza di Lorenzo, che si stava sviluppando l'azione. Di Lorenzo aveva provato un inserimento centrale che non era andato a buon fine, ma è rimasto lì nella zona per riempire l'area. Vedete che Raspadori
distinto tende a venire dentro. Anghissà stava cercando anche lui di riempire, vediamo un Elmas che invece stava facendo tutto un altro tipo di lavoro per aiutare Lobotka, ma qui la presenza di Di Lorenzo è importante perché se non c'è una maglia bianca lì, Mario Rui non ci prova nemmeno a fare il cross, quindi bisogna dare atto a Di Lorenzo che anche in questo caso il suo riempire l'area, la sua generosità porta poi a quella papera di il Gallo Falcone, il famoso Gallo Falcone che ci porta alla vittoria, a questi 3 punti, mamma mia. Un'altra piccola curiosità, mi si chiedeva della punizione che poi ha portato l'1-1 del Lecce. Per me qui il fallo c'è, dal vivo non mi sembrava fallo di Mario Rui, ma qua questo ragazzo che poi Hjulmand danese, centrocampista centrale molto forte, del 1999, fa 24 anni a fine giugno. Sto ragazzi lo prenderei ad occhi chiusi. Come vedete qui anticipa il pallone e poi Mario Rui lo prende, perché Mario Rui va con la testa però poi lo prende anche con il piede sinistro, lo prende sul polpaccio, niente di grave, però il fallo c'è. E mi è piaciuto anche il ragazzo che con calma a terra, senza gridare di aver perso la gamba, però dice sì Mario mi hai preso, lo dice proprio così, quindi lo benvenuterei già, sto ragazzo è proprio forte. E poi vi faccio vedere una cosa bella, e cioè la reazione feroce non solo dei giocatori in campo quando l'arbitro ha fischiato mentre Politano si involava verso la porta vuota, quindi tutti i giocatori a dire ma che fa, questo è Don Belé, e dice ma non vedi che quello sta andando in porta così, e qua Politano che protesta. Ma io vi faccio vedere un ragazzo in particolare, che è questo qua, Gaetano, fa una corsa incredibile, si alza tutta la panchina ovviamente, ma Gaetano fa una corsa diretta verso l'arbitro, dice ma veramente stai facendo che ci fermi mentre stavamo andando a fare il 3-1. Ovviamente Spalletti poi minimizza in intervista, però si è visto che anche lui ha chiesto spiegazioni insieme a Baldini, e insomma anche Giunto gli è andato a chiedere, perché non si chiedeva al quarto uomo ma è mai possibile, prima dite che dobbiamo continuare per altri 45 secondi, poi quando il Napoli piglia la palla fermi la partita. È un poco strano perché a quel punto allora si continua solamente se si deve arrivare al pareggio. È finita, capite che è finita, che significa che è finita, che poi in altri campi vediamo cose diverse, in altri campi noi dovremmo parlare, però se io non l'ho vista la partita col Milan non lo posso approfondire, non lo devo approfondire. Il Milan ci è andato vicino ma non ce l'ha fatta, il turnover secondo me lo hanno pagato, quindi noi parliamo del turnover, se lasci titolari lasci dei punti per strada, serve un equilibrio, cominciare con quelli bravi e poi toglierli un poco prima, potrebbe essere questo l'equilibrio, perché invece se cominci con quelli là meno performanti poi devi comunque mettere i titolari, e se non hai tempo a disposizione per risolverla ti ritrovi come il Milan che perdono, e ha un'occasione oggi la Roma importante, perché la Roma va a Torino e potrebbe scavalcare le milanesi, poi tra Lazio e Juventus vediamo, non lo so, non lo possiamo sapere. E quindi con un Abraham tattico andiamo a dare un po' i voti. Io tra l'altro sono attento a quello che mi dite, i New Genea me li sono andati a sentire al primo ascolto, proprio veramente pochi secondi, delle 2 canzoni che mi avete citato, mi danno l'impressione di voler richiamare un pochino il primo sound di Pino Daniele, e mi piacciono molto, sono 2 ragazzi napoletani che poi vivono a Berlino, il che mi fa riflettere, perché dici poi cercano nuove sonorità, come io, chi mi segue su Instagram, ho aperto anche Azzurro Fluido Instagram, se qualcuno tenesse voglia, poi se mi seguite su Valerio Fluido trovate più cose musicali, dove io ogni volta che posso ci inserisco i rap dei 99 posti. È giusto fare una commistione di tutte le culture, se non fai così che cosa fai? Allora bene, gli do 6,5 per la parata importante, non riesco a dargli 7 perché poi quelle cose che abbiamo detto, ma 6,5 Meret se lo prendo. Do 7,5 al capitano, voglio dire, se non gliela dai oggi 7,5 al capitano, che entra in entrambi i gol praticamente, perché ci entra, e quindi così. Maluccio Rachmani, Maluccio Kim, do 5 a Rachmani e 5,5 a Kim. Kim qualcosina un pochino meglio, qualche chiusura, però entrambi per me insufficienti. Do 6,5 a Mario Rui, lo so, potrebbe sembrare un voto alto, ma alla fine se non lo mette lui quel cross chi la sblocca la partita?
Quindi su queste pagelle si può discutere e accetto tutte i vostri commenti al riguardo, perché possiamo tranquillamente non essere d'accordo. Dossei ad Anghissà, attacca e stacca, però fino alla fine si fa sentire con la sua fisicità, mi fa penare, perché un giocatore del genere potrebbe essere ingiocabile. Però alla fine, quando proprio gli ultimissimi minuti, quando loro menavano quei cross al centro, alla come viene, poi ci ha messo il piedone e quindi il 6 se lo prende. Lobotka 5,5 in grande affanno, in grandissimo affanno, poi cresce la ripresa. Elmas gli do 6,5 perché ha fatto tutto il lavoro che non poteva fare Lobotka, specialmente nel primo tempo. Poi finisce a destra, poi finisce a sinistra e avrà anche un'occasione per segnare, perché la prende un altro cross di Lorenzo. Quindi secondo me complessivamente buona partita di Elma. Do 6 a Lozano perché un'occasione lui nel primo tempo se l'era creata col sinistro, poi poco altro. Raspadori 5,5, pochissime cose, palloni giocabili, non lo abbiamo nemmeno visto venire al centro a cucire tanto il gioco, non bene. E a Kvara do 6, entra anche lui nell'azione che poi porta al secondo gol, qualche spunto, ma veramente da lui ci aspettiamo molto di più. Quelli che entrano al 65esimo, Simeone purtroppo sfortunatissimo, lo perdiamo, non sappiamo ancora per quanto. Ndombele non mi è dispiaciuto, glielo do il 6 a Ndombele. L'ammonizione è un peccato, perché non so nemmeno se la meritava. Mi è piaciuto Ndombele, il capello un poco meno, però tante sono ragazzi particolari. E poi Zerbin e Olivera entrano per lo stesso Politano, entrano per fare. Questo è, ragazzi, la partita non è stata bella. Il Napoli, anche ritornando agli XG per completezza, il Napoli crea pochino e sembriamo un po' in affanno. Il Lecce non crea poi tantissimo, però quelle poche cose ci ha messo più in apprensione di altre volte, perché proprio il Napoli ci è sembrato un pochino più lento nei recuperi, un pochino meno feroce nelle reaggressioni, meno brillante nella costruzione. Io ho avuto la sensazione, che poi le sensazioni al di là dei numeri ti rimangono, la sensazione di essere un po' spuntati e di non avere tutte quelle soluzioni in attacco che di solito hai con Osi o che hai anche con Raspadori e Simeone quando sono più in forma. Quindi il Napoli ti sta tirando un pochino il fiato. Speriamo che l'area della Champions riazzeri tutto. Bisognerà lavorare sulle occasioni, su come creare situazioni pericolose. Il Milan ha riposato quindi arriverà freschissimo con i titolari, noi non tanto, quindi non faccio previsioni per la Champions. Speriamo di riazzerare tutto e ricordiamoci che sono due partite. Poi per quanto riguarda il campionato è tutta un'altra storia. Se ci stanno già pagando le scommesse, voglio dire, è difficile contestarla la cosa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Cerco di ricordare se ho sbagliato, se mi sono dimenticato qualcosa, ma insomma ci vediamo queste altre partite oggi. Penso che c'è poco altro da dire, se non lo striscione del Milan che poi è solidale con gli ultra contro De Laurentiis. Penso un po', hai unito anche due ultra che poi durante le cose si insultano tra di loro, si lanciano qualsiasi cosa, ma contro di lui si uniscono tutti, che è generoso anche sotto questo punto di vista. De Laurentiis è un generoso. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.